Dal governo regionale arrivano oltre 11 milioni per il decreto legge anti-crack. La regione in prima linea vicina a chi soffre. Oggi la nostra regione, afferma il presidente della regione Schifani, compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, con particolare attenzione al fenomeno devastante del crack e di altre sostanze stupefacenti. Vogliamo offrire una copertura normativa completa che non solo intervenga sulla prevenzione, ma si concentri anche sulla cura e il reinserimento sociale di chi vi cade vittima. Ecco perché, continua Schifani, così come promesso stiamo assicurando una copertura finanziaria di oltre 11 milioni di euro al disegno di legge che tra poco verrà esaminato dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. La salute dei nostri giovani, continua il governatore, è una priorità assoluta, non possiamo permettere che le droghe distruggano il loro futuro. Questo provvedimento non è solo una risposta legislativa, ma rappresenta un impegno concreto da parte delle istituzioni per sostenere famiglie e comunità nella lotta quotidiana contro le forme di dipendenza. La nostra regione, conclude il Presidente, sarà in prima linea, vicina a chi soffre, ma anche determinata nel contrastare il traffico e l'uso di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Il futuro appartiene ai giovani. Con questa norma vogliamo fare in modo che abbiano tutti gli strumenti necessari per affrontarlo al meglio, lontano da qualsiasi insidia.